chiamo Gabriela Armeni, vengo da Siniscola, l'azienda di cui io sono founder insieme a altre 2 persone è Contabi, si occupa di servizi tecnologici applicati al turismo e la startup che noi lanciamo come prodotto è Rural Sardinia, una piattaforma di servizi turistici in Sardegna. La nostra sede è a Bortigali, proprio per scelta, perché è un territorio ricco di storia e cultura e perché è il centro della Sardegna. Il giorno della mia laurea, per caso, mentre che discutevo la mia tesi, incontro Mario, che sarà il mio futuro socio in questa impresa, che aveva già un'idea in mente insieme a Carlo di fondare una startup che si occupasse appunto della Sardegna. Rural Sardinia è un'applicazione mobile per smartphone che si occupa di turismo esperienziale in Sardegna. La nostra applicazione aggrega un insieme di servizi che il viaggiatore può scoprire nella nostra terra, che vanno dall'artigianato all'ospitalità, alla ristorazione, ma anche itinerari ed escursioni che possono intraprendere all'interno del loro viaggio in Sardegna. La nostra applicazione geolocalizza i punti di interesse che ci sono durante il viaggio in Sardegna e ti fa scoprire diverse informazioni aggiuntive e itinerari magari non battuti dai classici tour operator e agenzie di viaggio, e ti permette di arrivare nei punti di interesse che appunto sono intorno a te, attraverso semplicemente tutto è a portata di mano. Il territorio offre veramente tanto, solamente che l'unica cosa che bisogna fare è valorizzarlo e metterlo in rete per poter veramente fruire di tutta la complessità delle cose che ci sono. Quindi investire nel nostro territorio è fondamentale ed è non solo un investimento, ma è proprio una cosa che ti nasce dentro, nel senso che sei legata talmente a questa terra che non riusciresti a stare lontana da lei per troppo tempo. Pero dime cuánto. Dime cuándo. Llegará.